Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, Replay Teleeuropa Network. Siamo arrivati al 19 di novembre 2018. Ieri ha osservato un turno di riposo la Serie B, non hanno giocato Crotone e Cosenza che invece si affronteranno lunedì prossimo nel posticipo a Lezio Scida alle ore 21. C'è stato un recupero di una gara, quella tra lo Spezia e il Benevento, ha vinto lo Spezia per 3-1 con una doppietta dell'ex giocatore del Cosenza Okereke. Poi hanno segnato i gemelli Ricci, uno da una parte, uno dall'altra. Comunque parleremo naturalmente di quello che è successo in Serie C, della sesta vittoria consecutiva del Rende che in questi giorni sta celebrando i suoi primi 50 anni. Questa è la maglia celebrativa, io prego Enzo Leonetti dalla regia di inquadrarla, eccola qua, la maglia celebrativa che appunto la formazione di Ciccio Modesto ha indossato contro la Vibonese nel derby di sabato sera, vinto dal Rende per 1-0. Poi ci faremo dire anche dal direttore generale del Rende, che ringrazio per aver accettato l'invito, Giovanni Ciardullo, che è qui con noi questo pomeriggio. Ciccio, è stata dedicata questa maglia a un tifoso sia del Rende che del Cosenza che è venuto a mancare. Grande amico, esattamente. Quindi la maglia celebrativa, dicevo, del Rende che rimane in testa alla classifica. E allora parleremo di tante cose, ascolteremo un'intervista di Cordaz, portiere del Crotone, nella seconda parte, poi avremo dopo il primo stacco pubblicitario una diretta telefonica con l'ex team manager di Cosenza e Crotone, Eugenio Caligiuri, che appunto dirà la sua su questo prossimo derby. Subito gli ospiti, grazie al nostro amico Alessandro Russo, Gazzetta dello Sport, ospite fisso con noi. Buon pomeriggio Franco. Abbiamo già presentato Giovanni Ciardullo, direttore generale del Rende, complimenti ad Maiora per il percorso che state facendo in campionato e naturalmente grazie al nostro compagno di viaggio e d'avventura che oggi sicuramente c'ha qualcosa in serbo, no Alessandro? Il nostro Aldo Cennamo. Penso di sì. Sempre carico. Tutti abbiamo qualcosa in serbo. Tutto qualcosa in serbo, benissimo. E allora, vogliamo parlare di questa partita vinta dal Rende? Diamo subito spazio naturalmente alla copertina al Rende perché lo merita anche questa settimana. La vittoria sulla Vibonese, sia io che Alessandro eravamo sabato sera, nonostante il freddo, caro direttore, al Marco Lorenzon, abbiamo seguito la partita, ho visto una Vibonese, una bella squadra organizzata, c'è un bel po' di giocatori di categoria, molti della Casertana, però il Rende l'ha lavorata ai fianchi, poi vedremo gli highlights, fino naturalmente ad arrivare al gol al 67esimo con Vivacqua. Allora, la parola al direttore Ciardullo. Intanto grazie per la copertina perché fa tanto piacere. Una partita che temevamo molto perché la Vibonese veniva da un filotto di partite positive, 4 vittorie e un pareggio, perché è una squadra solida, lo ha dimostrato anche in campo. E poi la circostanza dei festeggiamenti, tutta una serie di cose che convergevano in quella serata poteva creare qualche problema alla nostra formazione. Non è stato così, abbiamo vinto secondo me con merito perché soprattutto nella prima parte della gara abbiamo avuto una supremazia importante. E quindi è andato tutto bene perché se l'avessimo previsto prima di scrivere questi festeggiamenti in questo modo, da primo in classifica, vincendo il terzo derby consecutivo in casa, l'8º in 14 mesi su 9 derby, insomma io ho pareggiato solo col Cosenza, le altre abbiamo vinte tutte. Insomma è un momento importante che però deve farci rimanere con i piedi per terra, secondo me. Non è una frase fatta, ma è la verità. È la verità, dice il direttore Ciardullo. Io ringrazio Michele Cava alla Camera questo pomeriggio, Enzo Leonetti lo abbiamo presentato già prima come sempre alla regia, poi Luca Chite e Giuseppe Costanzo alla messa in onda. Allora,
Con Enzo Leonetti, prima di andare a vedere gli highlights, andiamo a vedere i risultati di questa Serie C del fine settimana, appunto con la relativa classifica generale. Allora, dicevamo che il Rende appunto ha vinto per 1-0 contro la Vibonese, il Catanzaro ha battuto per 3-0 il Rieti, poi Juve Stabia Catania 0-0, Monopoli batte Sicola Leonzio 2-1, poi un pareggio tra Paganese e Cavese 2-2, Potenza Matera 0-0, poi Rende Vibonese 1-0, l'abbiamo già detto, Siracusa Bisceglie 1-0, Trapani Virtus Francavilla 3-1 e poi Viterbese Casertana 0-0. Andiamo a vedere, Enzo, la classifica generale, così ci rendiamo conto appunto del Rende a quota 26 al primo posto, poi segue il Trapani con 25 punti, a 23 la Juve Stabia, 18 il Catania che ha 2 partite in meno, che comunque se dovesse vincere non arriverebbe naturalmente a 26, a 17 il Catanzaro anch'esso con 2 partite in meno insieme alla Vibonese e alla Sicola Leonzio, poi a 16 punti troviamo il Potenza, a 15 la Casertana, 14 Monopoli, 12 punti Cavese e Virtus Francavilla, ad 11 punti la Regina che è rimasta ferma perché ha osservato il turno di riposo insieme al Siracusa, a 10 punti Rieti e Bisceglie, con 3 punti sono staccatissime la Paganese, 1 punto la Viterbese che ha tante partite però da recuperare e a 0 punti il Matera. Allora Alessandro, che vogliamo subito fare un giro insieme ad Aldo Cieno oppure andiamo a vedere gli highlights? No, come vuoi, come vuoi. Allora partiamo col giro e poi andiamo a vedere gli highlights che ci facciamo commentare direttamente dal direttore generale Ciarducci. Ma io devo dire, mi sono permesso qualche mese fa di notare che il Rende giocava un calcio riconoscibile, ben costruito, dove la mano dell'allenatore Francesco Modesto è l'imprinting, il punto di vista chiave per trovare il perché di questo primo posto, seppur il Trapani sia proprio attaccato al Rende. È un primo posto meritato perché il concetto qual è? È una squadra che ha come logica di tentare di fare sempre gol e in un campionato dove ci sono i 3 punti pareggiare serve veramente a poco, ne sa qualcosa anche il Cosenza nella sua categoria, dove i pareggi sono una asfissia di lunga durata, mentre 3 sconfitte e 9 vittorie, se non erro, sono 27 punti. Una squadra, ne parlavamo proprio un istante prima del gol, Franco dalla sua lunga esperienza diceva è una partita che si può decidere, mi sono permesso di dire guarda come gioca bene il Rende, 1, 2, 3 e sono andati in porta. Ecco, la qualità del gioco del Rende è secondo me la cartina al tornasole di questo primo posto. Aldo, aggiungimi qualcosa che poi andiamo a vedere gli highlights. Ma, aggiungiamo, siamo veramente contenti che una squadra del nostro Interland abbia avuto questo risultato e stia avendo questi risultati. Giustamente Alessandro dice 9 partite, 27 punti, non ha mai pareggiato, ha perso 3 partite anche in casa, ma sono momenti che possono capitare durante l'arco del campionato. È una squadra costruita bene, fatta di giovani, un allenatore anche giovane che conosciamo bene, una persona che a noi cara, per cui che cosa possiamo dire? Grazie a questa capacità di sapere programmare, di non buttare a mare tutto quello che di buono c'era prima, è rimasto diciamo tutto lo staff, il presidente stesso, e il Rende raccoglie consensi e risultati, primi in classifica, chi se lo pensava. Noi avevamo ma soprattutto Alessandro aveva pronosticato che il Rende poteva essere non una sorpresa, ma una squadra che poteva dire la sua in questo campionato, e mi pare che i fatti ci stanno dando ragione. Noi da questo emittente stiamo cercando sempre anche di dire del Rende ogni bene, perché merita questa classifica e merita di essere una squadra fortemente motivata. Direttore, prima di andare a vedere gli highlights, programmazione. Aldo ha parlato di programmazione. Programmazione nel calcio è la base. Mi pare che a Rende si stia programmando bene, perché l'anno scorso avete fatto i playoff, siete arrivati ai playoff, quest'anno siete primi in classifica, voglio dire, insomma, avete cambiato allenatore, però Modesto si sta rilevando. C'è una continuità, secondo me, in questi anni c'è un lavoro, secondo me, che parte da lontano, c'è una continuità di intenti, di obiettivi da perseguire. Io ricordo che il presidente Coscarella prese la squadra in eccellenza, quindi qualche ottimo campionato in Serie D, la promozione, il primo anno l'anno scorso in C ha dato grandi risultati,
Poi c'era stato un avvicendamento alla guida tecnica, però in termini di programmazione dico che Modesto ha cominciato a fare allenatore con le giovanili del Rende, quindi anche questo va in questa direzione. Evidentemente il Presidente ha visto bene. Qualcuno l'aveva suggerito anche al Cosenza quando cercava un terzino sinistro prima che prendesse gli scarpini al chiodo. Sì, lui finì da giocatore la carriera con noi e poi il Presidente ha intravisto in lui quelle qualità che adesso sono sotto gli occhi di tutti. Aveva visto prima. Benissimo, avevo visto prima. Allora andiamo a vedere gli highlights di questa partita tra il Rende e la Vibonese, vinta appunto dai biancorossi per 1-0 con un gol al 67esimo di Vivacqua. Maglia bianca per il Rende, maglia rosso-blu, strisce verticali per la Vibonese, che Alessandro ci ha destato una buona impressione, una squadra di categoria. Sì, una squadra solida che è ben messa e soprattutto anche fisicamente molto strutturata. Se devo dirla tutta, non ha grandi spunti tecnici, però è una squadra di categoria molto solida che aveva impattato con merito fino al gol del vantaggio, anche se il Rende cerca sempre di giocare e quindi ha avuto la meglio nonostante avesse di fronte una squadra tosta, classica di Serie C. Direttore, a me sono piaciuti moltissimo i cambi di gioco, è una prerogativa questa praticamente della formazione di Modesto, si apre il gioco da una parte e dall'altra, da destra a sinistra e dal lato che esatto, insomma, resta qualche fianco nella retroguardia avversaria, sì, è una prerogativa del gioco di Modesto. E allora sì. Vediamo, qui c'è un calcio di punizione, poi la Ribbi che termina alta sulla traversa, e qui c'è un attacco della Vibonese che per la verità è una delle conclusioni peraltro tutte da fuori area, nella quale gli avversari hanno provato a creare qualche situazione di pericolo. Qui c'è una battuta d'angolo e la palla va sopra la traversa con un colpo di testa di un giocatore del Rende che come dicevo all'inizio ha cercato di lavorare ai fianchi questa Vibonese che era messa bene per la verità in campo, e poi c'è dei giocatori interessanti davanti, Bubbas, Taurino, molto veloce. Sì. Mi è piaciuto molto Taurino. Per questo dicevo prima che questa vittoria, proprio perché viene con una squadra insidiosissima, ha un valore importante. Questa è una bella azione da Rende con Rossini, il portiere Mengoni che è un po' in il preludio al gol che avverrà dopo qualche anche Tito ci ha provato minuto. più volte, ex Casertana, questo giocatore, il terzino sinistro. E qui abbiamo un'altra situazione pericolosa creata da Francesco Vivacqua. E qui praticamente il Rende un'altra bella palla, esatto. Qui credo sia il momento in cui c'è la Vibonese che si porta in avanti. Credo sia la situazione in cui poi segneremo con una... E proprio nel momento in cui stava spingendo forse meglio, anche se da lontano, con i tiri la Vibonese, il Rende ha trovato il pertugio giusto. Ecco, c'è un'azione sulla destra, Rossini ha fatto una cosa bellissima, guarda Aldo, movimento. Fa girare l'avversario dall'altra parte, l'avversario da una parte, Rossini dall'altra, era stato con noi. Noi portiamo bene a questi giocatori del Rende che vengono qui, Alessandro, guarda là. Una giocata bellissima e il colpo di testa di Vivacqua. Questo è il quarto gol di Francesco Vivacqua in questo campionato. Questo giocatore che è della Presila, no? Ha giocato pure nella Lazio. Sì. E allora, Alessandro, se vogliamo aggiungere qualcosa sulla giocata di Rossini, so che sei al telefono con questo calciomercato, poi quando apriremo il discorso della Serie B, insomma, avremo un bel po' di notizie, restate con noi perché avremo tante notizie. Allora Alessandro, la giocata di Rossini. Sì, ma sicuramente era proprio quell'istante, quel fotogramma lì, la giocata è classica del Rende. Ho visto già, questa è la quarta partita se non erro che vedo del Rende, ormai questa squadra cerca sempre questi fraseggi, queste soluzioni, con Modesto sempre in piedi, giocatori che duettano molto bene a centrocampo, verticalizzano, giocano molto sugli esterni, una manovra avvolgente, i giocatori sanno quello che devono fare, gli avversari spesso e volentieri cadono nella rete di questa fitta trama organizzata, è una squadra che lavora sodo nella settimana. Modesto è attenzionato già da alcuni club di serie superiore, il difensore che abbiamo avuto ospite qui, Minelli, altrettanto, anche Aua è attenzionato, poi ci sono dei giocatori che stanno cercando ma pure quello che è stato con noi la settimana scorsa, no? Vabbè, Rossini è un giocatore collaudato ormai, quindi ha una sua tradizione nella categoria e quindi ha il suo modo di fare. È chiaro che il Rende, visto in questa maniera, sembra, come si può dire, una notizia eccellente per l'area urbana di una squadra
fatta di progetto e di concetto, che lavora senza spendere molto, che cerca di portare a sé dei giocatori anche del regime di svincolo. Se non erro Minelli è successo, ma anche il portiere, se non sbaglio, è la stessa cosa. Savelloni, ex Pescara. Ex Pescara, è un giocatore che ha giocato anche contro il Cosenza al San Vito, se non erro, con la Versa Normanna. Insomma, è una squadra ed una società che sa gestire. Personalmente vado con piacere a vedere le partite perché c'è un bel calcio, c'è una bella atmosfera, c'è una, come si può dire chiaramente che è una, senza azzardare troppi paragoni, un piccolo Empoli, un piccolo Chievo, si può costruire una cosa dal basso e bisogna dare merito al lavoro che è stato fatto al di là del risultato finale del campionato, perché poi la Serie C, senza prenderla troppo in maniera con troppo pathos, è una categoria dove le squadre forti alla fine escono fuori, esce fuori la robustezza, ma mai dire mai, perché il Rende gioca davvero bene ed ha un atteggiamento da outsider di classe. Allora, direttore, siccome hai introdotto il problema stadio, c'è un bell'ambiente, eccetera, eccetera, parliamo dello stadio, perché dovrebbero iniziare i lavori per la rotonda lì praticamente sulla superstrada, e quindi sappiamo già dalla scorsa settimana che il Rende dovrà trovarsi praticamente uno stadio per le prossime gare interne. Si è parlato del San Vito Marulla di Cosenza, vogliamo dire ai telespettatori come stanno le cose effettivamente? Purtroppo, o meglio, per fortuna, perché quel tratto di strada ha visto incidenti anche pericolosi, quindi sotto il profilo della sicurezza dell'area ben venga questa iniziativa di realizzare una rotonda proprio in prossimità dell'area degli ospiti, l'area di prefiltraggio degli ospiti. È ovvio che dal punto di vista nostro, della società, questo comporta dei problemi non indifferenti di ordine pubblico, per cui è chiaro che la Questura ha posto dei veti alla disponibilità del settore ospiti. In Serie C non è possibile, perché qualcuno superficialmente ha detto vabbè, chiudiamo il settore ospiti. Non è così. Le licenze nazionali prevedono che devono essere disponibili due aree, una per gli ospiti e una per i locali. Giusto. Almeno due aree. E quindi, mancando questa parte ospite, la disponibilità per ospitare le tifoserie avversarie, viene meno un po' proprio la disponibilità dell'intera struttura. Dovevano iniziare settimana scorsa i lavori, poi non è stato così, e da qui la possibilità di fare anche il derby con la Vibonese. Quindi è tutto vincolato all'inizio dei lavori. Laddove partono questi ultimi, purtroppo noi dovremo trovare una soluzione che potrebbe essere anche quella di uno stadio alternativo. Abbiamo chiesto la disponibilità al Comune di Cosenza e alla società, stiamo aspettando un riscontro che pare possa essere positivo, però ancora è una situazione in divenire. Ho capito, io ricordo che comunque poi andremo a vedere il prossimo turno nella seconda parte, che il Rende giocherà a Cave dei Tirreni la prossima sabato, e poi in casa con la Casertana, una gran bella partita, perché c'è un ex allenatore del Cosenza che si chiama Gaetano Fontana, c'è giocatori importanti tipo Floro Flores, tipo forse Pina, la squadra più attrezzata, tipo Blondet, esatto, la squadra carta, più attrezzata del campionato. Benissimo direttore, allora noi dopo aver fatto diciamo i primi 20 minuti parlando del Rende in particolare, di questo campionato di Serie C Girone C, andiamo naturalmente a focalizzare l'attenzione su quella che è la Serie B, che ieri, come dicevo all'inizio, ha osservato un turno di riposo, e naturalmente il Cosenza ed il Crotone si troveranno di fronte lunedì prossimo alle ore 21 nel posticipo a Lezio Scida. Il Crotone che ha 12 punti in classifica generale, il Cosenza ne ha 8. Vogliamo appunto fare un giro su queste due squadre, poi vedremo il cammino fin qua del Crotone e il cammino del Cosenza. Alessandro Russo. Ma diciamo che è una partita che le due squadre avrebbero voluto giocare in una situazione di classifica e psicologica diversa, invece arrivano due squadre malate dal punto di vista del Crotone, che in questi anni ha guadagnato i galloni prima della classe in Calabria, ha un organico che fa tremare i polsi per come è strutturato, basti
pensare che in attacco il Crotone può vantare la presenza di Budimir, Simi, Nalini, Stojan, non so cosa c'è bisogno di aggiungere per dire che è una squadra costruita per il primo posto, che pari forse al Palermo e al Benevento per struttura. È una squadra che voleva trovarsi in una posizione di classifica diversa, ma per ambientazioni forse tecniche, perché l'allenatore non è riuscito a calarsi molto nella piazza e anche la squadra forse non ha la grinta e la velocità che serve in Serie B, si trova a soli 12 punti. Il Cosenza, dal suo punto di vista, nonostante un avvio tra virgolette eroico da parte degli 11 e del tecnico Piero Braglia, con una squadra costruita che in base al potenziale di spesa, che è tra i più bassi della Serie B, è stata costruita con attenzione al direttore sportivo Trinchera. Questo è un altro discorso che non è il momento di aprire per capire il budget che è stato utilizzato per fare questa squadra. Ora c'è bisogno invece di trovare il bando della matassa, perché la squadra è nella zona non a rischio rosso fuoco, perché si trova... Lo vogliamo spiegare, perché le altre devono ancora giocare. Quelle dietro devono ancora giocare e quelle davanti hanno una gara in meno, quindi insomma c'è da dire che il Cosenza non è spacciato, anzi il Cosenza ci crede, ha una ferma volontà di risalita, c'è tutto un girone di ritorno, c'ha una piazza davvero straordinaria. Il dato di questa mattina, se non è passionario, poco ci manca, perché in poche ore di prevendita sfido chiunque, con una squadra ultima in classifica, a polverizzare quasi 800 biglietti, con una proiezione di 2000 tifosi al seguito lunedì all'Ezio Scida di Crotone. È un dato emblematico. Prima di entrare in trasmissione abbiamo avuto la possibilità di scambiare qualche idea anche con lo staff del Cosenza, che è molto motivato. Tutti chiedono la situazione del portiere, che non arriverà, come abbiamo detto lo scorso anno, da quel mercato degli svincolati, anche perché bisogna sempre ricordare qual è la velleità del Cosenza e qual è il budget del Cosenza per i portieri. C'è Perina che riscalda i motori, potrebbe essere davvero la sua partita, lo staff tecnico sta valutando, e poi c'è già la determinazione di andare a trovare sul mercato delle alternative in alcuni ruoli, che per una questione deontologica e di rispetto nei confronti di una squadra che io non ho alcuna remora a definire magica per l'approccio alle partite, nonostante si perda, perché la piazza di Cosenza sta insegnando e secondo me sta facendo scuola su come si può essere britannici anche in caso di sconfitta e di squadra all'ultimo posto. 7.500 spettatori di media sono un numero davvero impressionante, e soprattutto l'afflato che ha il pubblico nei confronti di questa squadra. Comunque vada, il Cosenza dimostra che lotterà fino alla fine, con la posizione del tecnico Piero Braglia, che è nei social, in alcune situazioni degli apparati di queste nuove comunicazioni immateriali, è stato messo che sembrava quasi al passo da Dio, poi è stato confermato un allenatore che, ricordiamolo, bisogna essere onesti e bisogna essere uomini prima di essere tifosi o addetti ai lavori, è l'artefice principale della promozione del Cosenza in Serie B dopo 15 anni. Un allenatore con la A maiuscola, che comunque va rispettato e gli va data una chance, gli va dato sostegno. Poi la Realpolitik impone che, qualora non ci siano le condizioni, nessuno è insostituibile, ma Piero Braglia merita grande rispetto, e la piazza di Cosenza nel tam-tam delle ultime settimane ha dimostrato di avere il modo giusto di analizzare le cose e di dare merito anche in caso di sconfitta a chi gestisce in maniera così bella la squadra, perché Cosenza Lecce è stata, secondo me, una resa sublime. Tutto è il contrario di tutto. 0-2, 2 pari, una squadra magica, un San Vito incandescente, poi un erroraccio che eviterei di andare ad analizzare per una serie di concause e di tanti errori. Certo, tutti sono colpevoli, lo è anche Braglia, lo ha detto anche lui, però bisogna dare la possibilità di giocarsi le proprie chance, a partire da Crotone. Senza dimenticare, Franco, e chiudo, che a mio avviso la gara chiave del Cosenza non è Crotone-Cosenza, bensì Cosenza-Padova dopo una settimana.
No, io a quello che hai detto tu volevo aggiungere una sola cosa, 30 secondi prima di dare la parola ad Aldo Genna, ma che mi auguro e spero che non prevalga, diciamo, lo scaricabarile. Ne hai parlato tu la settimana scorsa, ne parlo io adesso, perché poi quando le cose non vanno bene in una società di calcio si cerca sempre di scaricare la responsabilità sugli altri. Si dovrebbe guardare qualcuno allo specchio, dovrebbe fare il mea culpa per la situazione del Cosenza che, come diceva Alessandro, può essere ripresa sicuramente, anche perché ci sono delle partite, 5-6 partite da giocare da qui alla fine del torneo del girone di andata, poi c'è tutto un girone di ritorno e naturalmente fare il possibile per risalire la china e quindi risalire la classifica. E ripeto, mi auguro che non prevalga il discorso dello scaricabarile. Termino qua. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Aldo Genna. Ma io ritengo che sia stato sbagliato qualcosa, e questo ormai lo sanno tutti, quindi è inutile che ripetiamo le stesse cose. Sbagliato qualcosa nel senso che sull'entusiasmo che c'è stato l'anno scorso quando abbiamo vinto il campionato nei playoff e abbiamo portato al San Vito 12 o 13 mila spettatori, si doveva costruire questo giocattolo e doveva essere migliorato per avere anche quest'anno la possibilità di non soffrire come purtroppo stiamo soffrendo. Avremmo dovuto probabilmente mettere in campo giocatori di categoria superiore rispetto a quelli bravi che ci sono, però stanno dimostrando che proprio qualcuno l'emozione della B lo sta frenando, per dare la possibilità a questi tifosi di essere al San Vito. Oggi siamo arrivati a 7.200 spettatori come media, siamo noni nella classifica che abbiamo visto. A quale posto? Lo vogliamo dire? Nono, 7.270. Signori, il Cosenza è nono perché 270 spettatori, la prima squadra, il Benevento, con 12.000 spettatori, e poi seguono il Lecce e tutto il resto. Foggia, eccetera. Noi avevamo uno zoccolo duro di 13.000 spettatori che purtroppo piano piano si stanno allontanando. Questo non è un bene. Allora, sull'entusiasmo, dicevo, dovevamo pensarci prima. Adesso siamo in un momento difficilissimo, adesso abbiamo anche la sfortuna di avere 8 punti, di avere un mercato che si aprirà a gennaio, quindi abbiamo ancora un mese lunghissimo con 5 partite o 6 partite che ci devono essere. In queste 6 partite bisogna fare il massimo dei punti per arrivare ad una classifica che ci consenta poi, quando si andrà sul mercato, se si andrà sul mercato, di prendere giocatori che ci facciano finalmente fare una serie di risultati positivi per portarci più in alto. Ma ci sono stati momenti che si poteva tranquillamente operare, non si è voluto operare, per esempio il caso Agazzi. Se vogliamo parlare di Agazzi, caro Franco, diciamo, prego, tu sai tutto. Verità, dimmi di Agazzi che sei amico pure io sono stato tra quelli. Sei amico pure di Rastelli, tu, figuriamoci. Avevo sollecitato Agazzi, l'ho scritto più volte, perché un portiere di 34 anni non può essere, ha fatto 6 anni al Cagliari in Serie A, di 41 anni o di 39 anni, un portiere che era ancora nell'apice della bellezza dei suoi anni, perché a 34 anni un portiere può giocare tranquillo. È stato purtroppo è stato preso dalla Cremonese. Questo, a me quello che dà fastidio è una sola cosa, e questo mi infastidisce molto. Cioè? C'è qualcuno che in giro, non so da quale parte, non so se dalla società, mi auguro di no, lo escludo, ma qualcuno che insinua che a Cosenza di giocatori qualcuno non vuole venire. Ma come non può? Ma è possibile che la città, la squadra non voglia? Ma Cosenza è una piazza molto ambita. A me sembra strano che qualcuno mette in giro. Agazzi non è voluto venire a Cosenza. Agazzi è venuto venire a Cosenza perché probabilmente il Cosenza non aveva pronto quel budget per poter prendere Ragazzi. Diciamo tutto, anche perché c'ha 3 portieri. Ci sono 3 portieri, speriamo che Perina ci faccia sorridere finalmente, perché abbiamo visto la difesa. Quindi a questo punto voglio dire, che cosa dobbiamo pensare? Dobbiamo dire che questa squadra si deve salvare, e per salvarsi ci vuole quello che dice Alessandro: determinazione, forza, e mettere anche un po' di soldini in più in questo mercato, perché, caro Franco, i giocatori che ci possono far salvare purtroppo costano, e per poterli comprare ci vogliono i soldi. Il presidente che ci tiene più di noi a tutto questo deve fare questo sforzo per farci vedere questa Serie B, perché la Serie B a Cosenza dopo 15 anni non si può perdere. Quindi qualcuno si assume la responsabilità di farci perdere la B. Io non credo, io penso che il Presidente a gennaio, se ci sarà il tempo, avrà la possibilità di andare sul mercato e comprare i giocatori che servono, perché servono 4 giocatori al Cosenza. Ok, allora Aldo, prima di andare in pubblicità, no, velocemente per dire che di Alessandro. Sulla questione di Ragazzi mi sono un po' documentato, anche perché ho la fortuna di conoscere direttamente il procuratore. Mi è stato risposto in maniera piuttosto secca che il Cosenza non ha mai cercato Ragazzi, non si è mai fatto vivo per Ragazzi, e questa è una notizia, non si è mai fatto vivo per Ragazzi,
Perché vedi, poi alcune cose collimano o non collimano. C'è chi mette in giro determinate situazioni, poi allora... sentiamo il procuratore di Agazzi che dice il Cosenza non si è fatto mai sentire. Ammesso che il Cosenza... Mi dispiace che qualcuno dica che i giocatori non vogliono venire a Cosenza, ma come? Giocatori, a Cosenza ci sono giocatori che farebbero la corsa per venire da noi. Quindi queste dicerie, chiudiamo con allora, queste no, ma è una questione, è il mercato. Cioè, è il mercato, il Cosenza non l'ha cercato, Aldo. Aldo. Te l'ha spiegato adesso Alessandro, ha parlato con il procuratore. La notizia, la notizia è molto Cosenza in aggiornato. organico, signori, 3 portieri, quindi da parte loro è giusto e logico che uno di questi 3 debba giocare e si aspetti il mese di gennaio. Come dicevi tu, io sono d'accordo che il Cosenza ha bisogno almeno di 4 elementi, 1 per reparto. Allora, andiamo in pubblicità, poi avremo al telefono Eugenio Caligiuri, ex team manager di Cosenza e del Crotone. Ci darà la sua su questo derby che, ripeto ancora una volta, si giocherà lunedì prossimo alle 21 a Lazio Scida. Restate con noi, pubblicità, grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Seconda parte di Replay, avevamo introdotto il discorso del derby tra il Crotone e il Cosenza. Volevo sentire anche il direttore generale del Rende, Giovanni Ciardullo, che ha lavorato anche nel Cosenza Calcio, sì, no? In quarta serie, con l'avvocato Aristide Leonetti, con Stefano Fiore che salutiamo. Aristide Leonetti l'ho visto l'altro giorno pure al Lorenzone. Viene spesso, sì, che salutiamo. E nel frattempo Enzo Leonetti dalla regia, se ci puoi mettere in contatto telefonico con Eugenio Caligiuri, grazie. Direttore. No, io dico che vado un po' controcorrente. Ben venga questa partita tosta a Crotone, perché potrebbe essere una di quelle partite nelle quali un eventuale risultato, e me lo auguro, positivo del Cosenza può costituire una svolta nella stagione. È un inizio di un nuovo campionato. Sì, perché possiamo dire tutto, ma non che il Cosenza abbia raccolto i punti che secondo me meritava sul campo. Questo secondo me deve far riflettere e deve riportare nella giusta dimensione secondo me le valutazioni sia del tifoso sia probabilmente anche della società. Cioè, fermo restando la preoccupante situazione di classifica, ma non c'è una preoccupante situazione in termini di gioco per il Cosenza, perché il Cosenza è ovvio che ha raccolto molto di meno di quello che ha prodotto, sicuro. Grazie al direttore del Rende. Allora abbiamo al telefono Eugenio Caligiuri, vediamo se ci ascolta. Pronto? Pronto Eugenio? Vediamo. Pronto, buonasera. Buonasera Ciao, Eugenio. Franco, buonasera. Grazie per essere intervenuto alla nostra replay. Allora, nessuno meglio di te può introdurre questo derby, Crotone-Cosenza, perché tu fino allo scorso anno hai lavorato in Serie A con Nicola, in panchina col Crotone, hai lavorato per tanti anni e tanto tempo sotto, mi pare, Antonio Serra, l'avvocato Caratelli, anche con la famiglia Pagliuso come team manager. E allora? Esatto, vedo che hai veramente grande memoria e non sbagli mai una virgola. Ti ringrazio Eugenio, grazie. Buonasera direttore. Allora, hai visto che c'è con noi Alessandro Russo, Aldo Cennamo e Giovanni Ciardullo. Eugenio, scusa, sei a Cosenza o sei fuori Cosenza? No, in questo momento sono a Cosenza. E non a caso ti ho fatto questa domanda. Eh sì. No, ho già capito e la tengo... Insomma, parla del Friuli Venezia Giulia, di una squadra bianconera, dai. Sono orientato, però la devo tenere riservata per le cose che poi vi spiego. Vabbè. Vogliamo dirlo a tutti, lo sanno comunque tutti, che Nicola è praticamente stato assunto dall'Udinese dopo l'allontanamento dell'allenatore spagnolo, e quindi insomma tu sei molto legato a Nicola. Vabbè, poi da cosa nasce cosa? Più che altro sono legato a tutti gli allenatori che ho lavorato per quello che ho dato sempre a tutto un contributo. Ecco. Benissimo, Eugenio, allora Crotone-Cosenza lunedì sera. Allora guardi, arriva un derby, presumo per tutti e due molto difficile, nelle condizioni che si trovano. Spiego meglio, il Crotone parte per vincere il campionato e in questo momento ha già cambiato allenatore ed ha ancora qualcosa che non ha sanato con l'arrivo di Otto. È anche vero che ha lavorato pochissimo in mister Otto. Il Cosenza invece almeno sa che parte per salvarsi, sta tentando, dico anche con sfortuna qualcosa in più poteva averla, però adesso lunedì forse arriva un derby
che era meglio per entrambi i due club che non si doveva giocare proprio in questo momento, perché ci sarà una partita dove farà, penso, di più differenza chi riuscirà a stare in campo, a dare meno tensione a quella che questa partita porterà. Io dico solo una cosa, che il Crotone ha una squadra che sicuramente, non me ne vogliono anche perché sono tifoso del Cosenza e ho più anni nel Cosenza, ha una squadra che sul banco di prova ha qualcosa, non qualcosa, di più del Cosenza. Basta vedere ma questo lo sappiamo tutti, Eugenio. Però non scopriamo l'acqua calda, insomma, no? Ecco, c'è un fatto, che il Crotone non si è ancora calato, a mio avviso, nella realtà di nuovo della Serie B. Ragiona forse ancora da squadra da Serie A, e questo penso che è l'arma dove il Cosenza se ne può approfittare. Invece il Cosenza è entrato in questa categoria, si vede appunto la sua rabbia, la sua voglia di correre, di fare virtù della gara nei momenti anche senza la tecnica, arrivare con la grinta. Se il Cosenza imposterà una partita fatta bene, ma fatta bene significa non dobbiamo neanche trovare... Non deve sbagliare nulla la formazione di Braglia. Non deve sbagliare nulla, perché purtroppo, ahimè, il Cosenza c'ha anche un giocatore molto importante che in questa partita luttava molto. Dermaco, che è squalificato. Dermaco, che lo conosco bene, l'ho avuto. È una grossa perdita, Eugenio, una grossa perdita. Esatto, perché con attaccanti che li conosco molto bene. Simi e Budimir. E Budimir. Non credo che giocheranno tutti e due insieme, però Simi e Budimir, anche se dovessero giocare, sono due attaccanti d'aria che il Crotone, ecco, in casa questo gli va riconosciuto, in casa il Crotone diciamo che qualche azione ancora di più la riesce sempre a creare, buttando palle dentro, senza Dermaco si rischia ancora qualcosa. Va bene, Eugenio, vediamo un attimino come andrà a finire, perché c'è il Legittimo che sta andando bene, torna Idda dopo la squalifica, c'è Pascale che ha maturato tanta esperienza tra Cittadella e in Scozia, qualcosa Braglia si inventerà. Io dico una cosa e poi... No, poi ti lascio ad Alessandro e ad Aldo che ti vogliono fare delle domande. Perfetto, io dico solo una cosa. Dici. Alessandro, dai. Buonasera direttore, come va? Direttore, amico mio, come stai? Bene. Sentirla, le do del lei ufficialmente, che se dovrei darle del tu, ma le do del lei perché lei, no, il direttore Caligiuri ma non è perché sono anziano? No, perché lo merita. Allora, intanto mi dà un aggiornamento direttamente, mi arriva da Crotone, 788 biglietti venduti, si va alla produzione del tutto esaurito del settore ospiti di 1800 presenze da parte dei tifosi del Cosenza per quanto riguarda questa partita, con molte persone in tribuna, quindi si supereranno oltre 2000 tifosi del Cosenza al seguito a Crotone. È una partita, il direttore, che lei sa bene che si gioca anche sul filo dei nervi. È un Cosenza che dal punto di vista tecnico chiaramente è impari la partita, però sono partite che si azzerano. Franco ha citato in maniera magistrale il concetto di Pascali, del suo gioco nei campi scozzesi. È una partita dove il Cosenza ha ben poco da perdere e giocherà con l'afflato della neopromossa, con lo spirito di chi va per giocarsi una fetta immateriale di presenza in Serie B. Fatto salvo, non so se concordi, che le partite più importanti inizieranno dopo, per esempio la prossima, Cosenza-Padova. Esatto, io concordo in tutto, perché poi io ti seguo anche quando scrivi anche a livello nazionale con articoli importanti, e sono orgoglioso che sono anch'io cosentino, e quando vedo la nostra professionalità che va al di là di Cantagnano, come diciamo sempre, questa è una cosa che sono contento. Io quando vedo materiale nostro, anche giornalistico e anche da detratore, anzi so che c'è in studio anche il direttore del Rente, e gli vanno anche i miei complimenti. Buonasera. Giovanni Ciardullo. Grazie. Sì, Ciardullo, bravi. A loro va un doppio complimento. Per quanto riguarda, ritornando sulla partita di Crotone, hai ragione. Non è che noi non abbiamo nulla da perdere, perché, caro Alessandro, adesso io dico una cosa che penso che può essere concordata con tutti gli amici che siete qui nello studio. Sì. Il Cosenza in questo momento ha 8 punti, no?
ha da giocare ancora con quella da lunedì 6 partite, poi ne rimarranno 5. Bene, 5 partite, noi dobbiamo, non è che non abbiamo da perdere, noi vabbè, si gioca col Crotone, anche loro faranno a modo diverso il loro discorso, ma noi dobbiamo farlo per quello che è il nostro campionato, perché se noi non ci vedremo, e questo lo dico per esperienza, se il girone di ritorno noi abbiamo un obbligo, almeno al girone di andata, di chiudere a 16, 17 punti per giocare un girone di ritorno poi combattuto, ma non poi dopo in Serie B quando viene all'angoscia del risultato, ne sappiamo qualcosa molti anni fa. Come no, come no. Abbiamo avuto una retrocessione proprio per questo tipo di andamento di campionati. Io dico che appunto il Cosenza invece ha tutto da guadagnare giocando su una partita che a mio avviso potrà portare un risultato positivo, solo che ecco, bisogna, come diceva pure Franco, di non sbagliare nulla, e penso che il bravo Braia sicuramente metterà una squadra dove impedirà al Crotone di fare il proprio gioco, perché solo in quel modo possiamo veramente dire che possiamo fare un risultato importante al Crotone, altrimenti se lasciamo giocare il Crotone in casa vi posso garantire, mi tocca, conosco molto bene quei giocatori che adesso anche loro sono un po', non dico contestati, ma il presidente che conosco, Gianni Lenno, sta stando vicino alla squadra, lo leggo, mi informo, e quando è così, da Cordez che Carimari per altri, vanno cercando, ho letto anche un'intervista di Crociato, un ragazzo che devo dire che non sta giocando ma è un ottimo giocatore, dove ho capito, perché ho vissuto questi momenti di non giocatore. Eugenio, scusami, c'è Aldo che vuole farti, scusa ti interrompo, un'ultima domanda perché abbiamo un po'... Eugenio, io ti volevo fare questa domanda. Io sono stato tra quelli che ho insistito molto per quanto riguarda la possibilità di andare a prendere un portiere d'esperienza, ma non perché io sia contro quelli che ci sono a Cosenza giovani, solo perché secondo me i giovani sono anche inesperti per questa categoria. Non sarebbe stato il caso, un portiere di esperienza non poteva dare una mano per la sua professione, per quello che anche nel passato aveva fatto a questi giovani portieri per migliorarsi, ma non per essere titolare, perché un portiere può fare 15-20 partite, ma questo poteva servire al Cosenza, avremmo sicuramente evitato qualche sconfitta che purtroppo per inesperienza e per alcune anche sfortune il Cosenza ha perso. Tu cosa ne pensi di questo? Qui la chiudiamo subito perché non è polemico quello che sto per dire. Sì. Il Cosenza in questo momento ha dei portieri giovani che hanno pure seguito la partita del nostro portiere che ha giocato in nazionale, no? Sono dei portieri sia Sarraco che il ragazzo Cerofolini, l'altro, il nazionale. Cerofolini che ho visto giocare con la nazionale Under 20 se non sbaglio. Sì. Vi devo dire una cosa, loro sono dei bravi portieri. Il preparatore sarà anche un ragazzo giovane e bravo, però qui Fischetti. una cosa va precisata. Io parlo per esperienza, perché nel calcio non si può parlare così se non c'è un'esperienza di fatto già vissuto. Allora, ai tempi miei portammo anche un giovane preparatore nella prima squadra, si chiamava Maurizio Guido, oggi è più conosciuto perché ha fatto una carriera importante. Come no? Lavora con Zaccheroni. Però allora, che cosa è stata la differenza? Che ad allenare Guido, venendo dai dilettanti, allenava un certo signor Zunico, che è stato quindi allenato da Guido, ma Zunico ha allenato a Guido per migliorarsi da preparatore, ma non voglio adesso dire che il preparatore del Cosenza è inesperto. Assolutamente, no. Ma se c'era un portiere, ecco, se allenava, ritengo, un portiere come ha detto Aldo, più esperto, più di categoria, forse si cresceva tutti, si cresceva lui, si crescevano anche i secondi, il terzo, il quarto e quello che c'era, no? Però adesso non facciamo nessun tipo di processo, sono quegli errori che non sono stati valutati magari ad agosto, in tempo di mercato, si poteva rimediare, perché ho visto che Agaggi è andato alla Cremonese, è esperto, ha 39 anni, però poteva anche 34. che poteva arrivare a così, ma se questo non è avvenuto,
Adesso concentriamoci su quello Vero. che è la potenzialità della squadra. Bravissimo. Arriviamo a gennaio e poi a gennaio bravo. Bene. Eugenio, noi ti aspettiamo in studio. Grazie per il Io vi tuo ringrazio, saluto di nuovo al direttore del Rente. Che Giovanni Buonasera, Giardullo. grazie direttore, grazie. Un bocca al lupo di tutto. Poi Bocca al lupo pure a te. E a tutti voi. E Bocca- complimenti per la direttore. Ciao Eugenio, Ciao ciao. Eugenio, grazie per l'intervento, grazie. Torniamo in studio. Allora, Enzo Leonetti, per favore, il quadro del Cosenza. Vediamo le partite che ha affrontato il Cosenza, i risultati e gli 8 punti come sono maturati. Eccoli qua, Alessandro. Questo è il quadro del Cosenza. Ti metti a ridere perché? No, Scusami. perché allora, ripeto ancora una volta. Quadro, cammino, No, come il lo quadro vuoi cammino, chiamare? andiamo a fare Ascoli Cosenza 1-1, il Cosenza 96esimo il pareggio dell'Ascoli. prende un gol al 96esimo dove ci sono 2 falli sui giocatori, sui difensori del Cosenza, non 1, 2. Nessuno protesta. Dato drammatico. Seconda partita. Cosenza Hellas Verona, Qui, 0-3 a tavolino. Qui non ho nulla da aggiungere. Benissimo. Perché credo che sia la pagina più terribile e davvero da raccontare, da non raccontare ai posteri. Qualora io sia costretto a farlo, mi avvarrò della facoltà di non rispondere. Poi c'è l'altra partita col Cittadella. Enzo, ridammi per cortesia il quadro del Cosenza. 2-0 Cittadella, al il Cosenza tiene botta, poi a un certo punto d'impeto il Cittadella, che è una squadra abituata, batte il Cosenza pressandolo nella propria tre quarti. Pareggi in casa con Livorno. E qui c'è un errore arbitrale abbastanza evidente, a mio avviso, perché bisogna essere... No, con il Perugia. Qui c'è un errore di gestione della partita del Cosenza, perché sull'1-0 siamo arretrati troppo, abbiamo concesso con grande inesperienza gli ultimi 10 minuti a Livorno, che ha messo dentro dei giocatori tecnici, abbiamo beccato gol. 2-0 a Cremona, fuori casa. 2-0 a Cremona. Qui è l'unica partita dove devo dire che si è vista una differenza tecnica notevole, nonostante i primi 25 minuti del Cosenza siano stati all'arma bianca, volitivi, belli da vedere. Nella ripresa Mogos, che il Cosenza ha trattato, 250.000 euro di ingaggio, il Cosenza è ritornato indietro senza poter insistere nella trattativa, ha segnato quel gol incredibile, poi un gol di Paulinho da antologia di testa con un'incornata davvero da Serie A. Cerofolini in porta, io devo essere onesto e sincero, perché non sono mai stato ipocrita, non lo sono neanche stavolta, non capisco come mai Cerofolini, incolpevole Torniamo in studio, Enzo, sia stato non confermato. Poi c'è l'unica vittoria in casa con il Foggia. Di quelle per fare un riassunto come si arriva agli 8 punti. L'unica vittoria in casa contro il Foggia per 2-0 e poi non ultime la sconfitta praticamente di Brescia, la sconfitta di Palermo per 2-1 e in casa, hai detto tu all'inizio, questo 3-2 da parte del Lecce. Il Cosenza aveva rimontato 2 gol quando il Lecce ha disputato un ottimo primo tempo con una doppietta di Tutine, e poi c'è stato il gol di Falco, ex attaccante della Salernitana. Questi sono gli 8 punti del Cosenza. Aldo Gena, a te la parola. Ma questo, io il rammarico, Alessandro ha rappresentato benissimo, ha fatto un quadro molto bello, ha spiegato per come sono arrivate le sconfitte e i pareggi. Il rammarico nostro di tifoso è proprio questo: giocare bene e poi arrivare a casa senza punti, via dicendo, con le sconfitte come sono venute, perché queste sconfitte, se non li analizziamo e mi auguro che Braglia lo abbia fatto in questo momento di pausa del campionato, sono sconfitte che bruciano, perché fino a quando tu giochi male, fino a quando tu non rappresenti sul terreno di gioco un bel gioco, una bella iniziativa, una bella azione, allora tu puoi avere il rammarico e dici, ma abbiamo perso, ma quando tu invece giochi bene e poi non raccogli nulla, allora vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Non ha funzionato il fatto che purtroppo il Cosenza, come organico, probabilmente ha elementi che non sono elementi di categoria. Con un po' di esperienza in più, con giocatori più importanti, avremmo raggiunto risultati diversi e la classifica poteva essere almeno di 6 punti, ma a 14 punti il Cosenza stava in una posizione più tranquilla. Direttore Giardullo, il Cosenza manca qualche punto più in classifica? Assolutamente sì. Lo dice sempre Baglia, lo sostiene Braglia per come ha giocato. Dice il vero, cioè il Cosenza, anche in virtù della disamina che ha fatto prima Alessandro, il Cosenza avrebbe dovuto avere meritato sul campo molti più punti di quelli che ha. Una serie di contingenze, di situazioni anche sfortunate hanno pregiudicato
risultati anche spesso nella parte finale della gara, forse lì magari la gestione, una maggiore oculatezza e la gestione dell'ultima parte avrebbe sicuramente aiutato, forse un po' di inesperienza, però io sinceramente, ma lo dico anche quando parliamo del Cosenza nel nostro ambiente, cioè a me il Cosenza sembra una squadra forte, costruita anche bene. Prima o poi dovrà girare un po' anche a favore del Cosenza. Dovremmo vedere, anche perché, direttore, come dice Bellei, Varone, lo stesso Verna, non è che li abbiamo visti molto. Sì, cioè voglio dire, ancora... Berzotti. Certo, certo. Allora, Enzo Leonetti, allora mi mandi per cortesia, che così introduciamo il Crotone, l'intervista sul TV del Crotone del portiere Cordaz, che è assaltato l'ultimo turno per squalifica e naturalmente rientrerà tra i pali contro il Cosenza. Il portiere Cordaz, grazie. Abbiamo offerto delle ottime prestazioni, non siamo riusciti a finalizzare la mole di gioco prodotta, e qua dobbiamo fare un esame di coscienza a noi giocatori, perché alla fine ci sono stati parecchi errori individuali magari, ecco. E dobbiamo partire da questo, lavorare su quella che è la nostra attenzione durante la gara, ma sono molto fiducioso perché credo nei miei compagni e credo nel lavoro che sta facendo il mister. Ma io sono uno che non crede alla fortuna e alla sfortuna nel calcio, credo che se vuoi qualcosa te la devi andare a prendere con grande impegno e grande ferocia. Forse siamo mancati un po' in questo, e qua dobbiamo fare un mea culpa noi, e dobbiamo tirare fuori qualcosa in più, qualcosa di più concreto, per far sì che gli episodi si volgano a nostro favore, senza tanti se, senza tanti ma, è solo questo. Ma io credo che si sia visto già del buono del lavoro del mister, la squadra in campo sta bene, ripeto, il gioco c'è, l'impostazione c'è, dobbiamo migliorare negli episodi e mettere quell'attenzione in più che ci permetta ti ripeto, di volgere gli episodi a nostro favore. Volgere gli episodi a nostro favore, diceva il portiere Cordaz. Questo è un portiere con la P maiuscola, Alessandro, Sì, è un giocatore d'esperienza che lo scorso anno ha dimostrato anche in Serie A di avere qualità e logica, un giocatore squadra che non c'era a Perugia e si è visto, è un giocatore anche che si fa sentire, che ha nervo, che ha presenza scenica anche con gli arbitri, è un portiere che copre bene la porta, che ha avuto un'evoluzione tecnica importante, è un portiere davvero di quelli che si sentono. Poco fa il direttore Caligiuri ricordava Giacomo Zonico. Io ricordo prima della pubblicità che Franco in alcune partite, soprattutto in trasferta, c'era qualcuno che diceva, e io ne sono buon testimone, Brescia-Zunico 0-0, nel senso che il portiere a volte faceva 5-6 parate davvero strepitose. Io mi ricordo delle partite a Verona, a Brescia, con Zunico in porta, che Giacomino faceva delle cose, sembrava l'uomo ragno. Vero. Va bene, allora siamo arrivati al secondo stacco pubblicitario, restate con noi perché poi nell'ultima parte andremo a vedere il cammino del Crotone, parleremo ancora del Ren, degli highlights del Catanzaro e le battute dell'allenatore appunto giallorossa Auteri dopo la vittoria sulle Rieti per 3-0. Pubblicità, grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Terza ed ultima parte di replay, allora andiamo a vedere Enzo Leonetti il quadro del Crotone, come è arrivato finora con appunto i 12 punti in classifica generale. Se siamo pronti andiamo a vedere il quadro, anche Alessandro, perché da 2 settimane il Crotone ha cambiato allenatore, c'è stato Stroppa, ecco là, queste sono le partite del Crotone, si può continuare tranquillamente. Col Cittadella, la prima sconfitta pesante fuori casa per 3-0 a Cittadella, poi una vittoria roboante in casa, col Foggia 4-1, una vittoria poi a Livorno, poi una sconfitta in casa, esattamente, poi con il Verona. Con il Verona poi mi sembra una sconfitta a Pescara? Sì, per 2-1. 2-2 in casa col Brescia in 10 uomini, se non erro. Una sconfitta negli ultimi minuti a Palermo. Sì. La vittoria in casa con il Padova. Pari
con la Salernitana ancora in casa, che è valso, se non erro, l'esonero di Stroppa, senza se e senza ma, la sconfitta a Lecce 1-0, il pari in casa con il Carpi e la sconfitta con un Crotone rabberciato a Perugia, per 2-1. Questo è praticamente il quadro del Crotone, che ha cambiato, ripetiamo, allenatore. Non c'è più Giovannino Stroppa, ma c'è Massimo Oddo, che è uscito contrariato anche dopo diciamo, la sconfitta di Perugia, perché veniva da un pareggio in casa contro il Carpi. Comunque abbiamo sentito Cordaz, volevo appunto chiederti qualcosina sulle dichiarazioni di Cordaz, l'ho visto molto grintoso, molto determinato. Ma io credo che il Crotone adesso abbia ben poco da perdere. Il presidente Vrenna, che è un abile comunicatore, ha anche detto la squadra punta ai playoff. Sì. Quindi il Crotone... È stato cambiato obiettivo, caro direttore, nel senso che hanno visto in maniera che... intelligente, anche dal punto di vista della comunicazione. Cosa deve dire ora il Crotone? Secondo me puntano ai primi 2 posti, perché poi 12 punti, quanti sono? 10 punti di distacco, sarebbero 3 partite. La Serie B non è un terreno, è un terreno fertile per le grandi rimonte, quando si hanno le squadre. Il Cosenza, che deve farne una, si attrezzi laddove sia necessario per mettere dei giocatori di categoria e dare una mano a questa squadra. Il Crotone invece ha i numeri, e Cordaz lo ha fatto intendere, che la squadra è convinta di farcela. Poi Oddo si gioca una fetta di importante di carriera, di credibilità, arriva da Udine, dove aveva fatto un record e un record contrario. È un allenatore di cui si dice un gran bene, che frequenta i salotti importanti del calcio, è uno molto sponsorizzato, ha una sua storia, una sua credibilità, e si è calato in una atmosfera di club molto organizzata. Il Crotone ha maturato una bella esperienza. Ringrazio anche il segretario Anselmo Iovine, che prima ci ha dato in diretta i dati. Lo saluto pure io ad Anselmo. I dati della prevendita della partita, e sicuramente Oddo ha tutte le condizioni per far bene. Si gioca una grossa fetta il Crotone, si gioca una grossa fetta Oddo. Ricordo che il Crotone ha in organico diversi nazionali, vi vogliamo dire. Aristoteles Romero, nazionale venezuelano, arrivato 2 stati fa. 6 nazionali, direttore, il Crotone. Ha sicuramente Rodien, il nazionale svedese, che è uno dei carnefici dell'Italia della mancata qualificazione ai mondiali. Abbiamo Simmi, ce ne sono tanti altri. Quindi, insomma, è una squadra che ha un suo perché. Giocarci contro non è facile. Lato Crotone non è che ci sia questa impressione di una squadra in grande forma, però è una squadra che ha nel DNA e ha i numeri, Franco. Aldo, dimmi qualcosina sulle dichiarazioni di Cordaz, del portiere che ritornerà tra i pari dopo il turno di squalifica. Un portiere che di questa esperienza, secondo me ormai ha capito, ha visto il clima che si respira e cerca di dare il massimo coraggio e la massima tranquillità alla sua squadra, perché il Crotone, come dice Alessandro, non è una squadra che ha giocatori di altissimo livello, per cui tutto questo fatto, il fatto che il Crotone non riesca a vincere a 12 punti quando si pensava che il Crotone invece doveva respirare aria di primi posti, fa male, e speriamo che non si risvegli proprio con il Cosenza. Io mi auguro che invece il Crotone sia quello che abbiamo visto in queste partite che ci sono state, e se il Crotone è questo, e se il Cosenza non farà gli errori che ha fatto negli ultimi 15 o 20 minuti, secondo me il Cosenza se la gioca alla grande, perché il Cosenza non può andare a Crotone pensando di essere già sconfitto in partenza. Il Cosenza a Crotone si gioca una bella fetta anche di partita, delle partite che verranno, perché se tu vai a Crotone, vai a fare un bel risultato, una vittoria o anche un pareggio, alla fine ci potrebbe stare, dopo col Padova in casa te la gioca alla grande, recuperi posizione e probabilmente arrivi a gennaio in una posizione di classifica che ti consente di andare sul mercato e prendere i giocatori che ci vogliono. Benissimo, sei stato chiaro, chiarissimo, come sempre. Allora, Enzo Leonetti, il prossimo turno della Serie B, per cortesia. Abbiamo detto già che il Cosenza giocherà a Crotone nel posticipo di lunedì. Andiamo a vedere le altre partite. Prossimo turno, Serie B. Alessandro, così le commentiamo insieme, adesso che ci arrivano dalla regia, grazie ad Enzo Leonetti. Eccolo qua, il prossimo turno, Benevento-Perugia. Il Benevento, che non sta attraversando assolutamente un buon periodo, è stato messo in discussione Bucchi dopo la sconfitta di ieri contro lo Spezia per 3-1, che lì ha fatto la differenza.
due gol. A proposito di Okereke, Franco... Mi fai leggere prima di poi Crotone Cosenza, poi Hellas Verona Palermo, questa è la partita più importante, se vogliamo, della giornata. Lecce Cremonese, Livorno Cittadella, Padova Carpi, Pescara Ascoli, Spezia Foggia, Venezia Brescia. Torniamo in studio, Leonetti, grazie. Allora, stavi dicendo? Stavo dicendo di Okereke che ieri ha segnato 2 gol contro il Benevento. Fa parte di quello gruppo del procuratore di ragazzi, insomma, che sono... Io sento nell'aria, io devo dire sempre quello che penso, Franco, non vorrei autocensurarmi e non lo farò, anche perché sono abituato per fortuna adesso a guardare le cose in maniera molto serena, trasparente e tra altre cose anche da un punto di vista diverso, spero, per tutti, a favore di tutti, al servizio del pubblico calabrese, non solo di quello cosentino in particolare. Io sento parlare in maniera piuttosto sghemba di un Cosenza che si è affidato a qualcuno o a qualcun altro per fare il calciomercato. Allora, bisogna dire pure però l'altra parte della medaglia. Sono piaciuti Okereke? È piaciuto Okereke? È piaciuto Tutino? È piaciuto Palmiero? È piaciuto Trovato? È piaciuto Baez? Allora non è che arrivano perché sono tutti grazia ricevuta. No, arrivano perché il Cosenza ha rapporti con la Fiorentina. Non solo con la Fiorentina, ha rapporti con un'area di procuratori importanti, perché il Cosenza si muove e si è mosso in questi ultimi 2 mercati facendo un mercato creativo, di concetto. Giusto. Il Cosenza, giustamente, avendo anche una presidenza attenta ai conti, non è che si può contestare che bisogna stare attenti ai conti, ci mancherebbe, facciamo un inchino, ne facciamo un altro, ne facciamo un terzo. A volte va bene, a volte non va bene, anche perché in Serie B, Franco, tu mi insegni che purtroppo, non vorrei dirlo, devo dirlo però, il Cosenza è una delle società che ha speso di meno, in classifica purtroppo la classifica parla chiaro, perché se il budget... Ma lo sanno tutti, no, lo sanno tutti, però bisogna anche evitare di prenderci, di far finta che la gente abbia gli anelli al naso, perché... Ma non ce li hanno, i tifosi non ce li hanno. È un pubblico competente, che merita rispetto. Detto questo... Adesso ci sarà la necessità, a proposito di trovare degli altri Okereke, di trovare degli altri Palmiero, speriamo che rientri Trovato, e adesso però a mio avviso tutti, che bisogna battersi il petto e dire mea culpa, mea grandissima colpa, tutti. Lo farò io in prima battuta. L'abbiamo detto, l'ho detto io all'inizio. Lo faccia anche qualcuno dovrà guardarsi allo specchio. Lo faccia anche chi detiene le leve del potere sul Cosenza Calcio. L'ho detto all'inizio, qualcuno deve guardarsi allo specchio. No, volevo chiedere a Giovanni Ciardullo, arrivano un sacco di messaggi, WhatsApp, la gente è molto preoccupata. Parliamoci chiaro, direttore. Per via di... Sì, per via della classifica del Cosenza, per via che la squadra va potenziata, cercano di spronare il Presidente a fare meglio in questo mercato, diciamo, di gennaio. Ne ha parlato già benissimo Alessandro, ha detto come stanno le cose, il budget che è stato messo a disposizione. È una preoccupazione quella del tifoso, ma ne arrivano a ghiosa di messaggi. Legittima è perché nessuno vuole perdere la Serie B dopo 15 anni, e questo è l'assunto, l'assunto è questo. Perché c'è un purgatorio alle spalle lungo 15 anni e nessuno vuole vedersi scappare questo risultato sportivo che è confacente alla realtà del Cosenza, insomma, e quindi è una preoccupazione che ritengo giusta. Io nello stesso tempo però dico che il Cosenza ha le persone giuste per poter risalire a gennaio anche fare un mercato che possa rimettere a posto, attenzione, non di rifare una squadra perché non è quello di cui ha bisogno, ma probabilmente puntellarla con le pedine giuste. Ci saranno 3-4 innetti. Sì, perché poi sono probabilmente le cose che già la società sta programmando. Aldo, allora chiudiamo l'ultima tua battuta sul Cosenza, se aggiungi qualcosa, perché poi andiamo a vedere il Catanzaro, parliamo del render il prossimo turno. Io ripeto sempre che noi dovevamo proprio in virtù anche, diciamo la verità, in Serie B ci sono anche dei contributi importanti che arrivano, perché non è che la Serie B si fa così, in Serie B arrivano contributi importantissimi per le società, così come arrivano i contributi per i tifosi. Se tu hai uno zoccolo duro di 10-12 mila tifosi a domenica, tu incassi una certa somma, se ne hai 5 mila incassi un'altra somma, per cui se il Cosenza, probabilmente c'è stato anche un errore di valutazione, si sono sopravvalutati alcuni giocatori che sono stati bravissimi, che hanno prodotto
costo tanto per andare in Serie B, si pensava che in Serie B potevano dare lo stesso contributo, potevano dare lo stesso valore. Allora questo purtroppo è stato un errore di valutazione. Questo errore di valutazione purtroppo ci sta costando questa classifica. Adesso Alessandro, io, tutti quanti noi in coro, stiamo dicendo quello che tutti pensano, cioè il Presidente Guarascio. Che cosa possiamo dire al Presidente Guarascio? Che cosa gli possiamo forse contestare che ci ha portato in Serie B? Assolutamente no. Quello che io personalmente gli dico al Presidente Guarascio, che probabilmente lui nel mercato di luglio, agosto e via dicendo, aveva necessità invece di prendere giocatori che ci avrebbero potuto far fare un salto ancora in più, perché sull'entusiasmo che c'era bisognava ricostruire una squadra per lottare per i primi posti. Io questo contesto. Probabilmente questo errore è stato fatto, probabilmente anche una carenza di informazione, tutto uno stato che si è creato. Allora, adesso è il momento, si può recuperare? Io me lo auguro, Franco, se non si può recuperare come? Se in queste 6 partite il Cosenza raggiunge almeno, come diceva anche Caligiuri, 17-18 punti, altrimenti sarà veramente difficilissimo recuperare. Anche perché il format, come sappiamo tutti, è rimasto a 19, le altre squadre che hanno fatto 1000 ricorsi si sono praticamente tirate indietro. Però l'anno prossimo non so se sarà ancora difficile. L'anno prossimo, esatto. Il progetto è quello no, io parlo di quest'anno, sarà difficilissimo a 19 squadre se dovesse permanere questa situazione di classifica, perché a 22 è un conto, a 19 è un altro, 22 significa che ci sono altri 18 punti a disposizione, 6 partite. Con 19 squadre il format è completamente diverso. E questo non è che possiamo. Lo scopriamo la loro. Alessandro, ho visto che hai guardato il cellulare, ti ho visto sorridere, ci sono delle buone notizie, mi auguro. Per vari motivi, certamente non per l'argomento, cerchiamo di stemperare perché l'unica chance secondo me che abbiamo come ambiente... Ma perché c'è stato qualcosa... No, cerchiamo di stemperare... C'è stata una critica positiva? No, in questo senso è il mio sorriso, nonostante io sia tiratissimo all'interno delle mie corde rosso-blu, il mio sorriso è l'unica, secondo me, è l'unica chance che ha il Cosenza, quella di giocare con il sorriso sulle labbra, come fa il pubblico, un pubblico festante, con una società che deve essere organizzata e festante, ma questa volta la Serie B non è la C, chi deve intendere intenda, a gennaio servono 4 giocatori importanti nei ruoli che il direttore sportivo sa e che non mi permetto di dire, ma so che stanno già lavorando, e serve purtroppo, devo dirlo, non badare a spese, perché il Cosenza deve fare un girone di ritorno da prima della classe e deve avere questi ragazzi che stanno giocando, a cui va un grande applauso, hanno bisogno di un aiuto, hanno bisogno di altri compagni, non è che li dobbiamo togliere, vero. Però i fatti dicono che non basta e dunque, come diceva bene Aldo, come abbiamo detto tutti, la logica anche del direttore Giardullo che segue dall'esterno, ma è da molto vicino, insomma, è chiaro che il Cosenza ha un asse importante, manca qualcosa, è come se tu organizzi una cena, c'è tutto, però qualcuno si è dimenticato il vino e i dolci. Benissimo. Anche perché, allora, scusa, il pubblico ci crede, perché quando Alessandro dà quei numeri, che 1800, 2000, 2500 persone vanno a Crotone, vuol dire che questo pubblico a questa squadra non solo ci tiene, ma ci crede che si può salvare, e crede che questo Presidente sia capace ancora una volta di fare uno sforzo non solo mentale ma economico per andare a prendere, cioè, rafforzare questa squadra, perché anche il Presidente ci tiene a salvare il Cosenza. Ci mancherebbe altro. Perché altrimenti che ci sta a fare lì? Allora, siccome il pubblico ci tiene, ci crede, noi dobbiamo, fino in fondo, dobbiamo forzare la mano, sempre nel giusto, perché noi non offendiamo nessuno, noi cerchiamo di stimolare le persone, perché anche di calcio qualcuno di noi ne capisce, non è che siamo tutti arrivati, caro Franco. Aldo, mi fai vedere, allora siamo nei minuti finali, andiamo a vedere gli highlights di Catanzaro-Rieti e poi sentiamo anche Auteri e poi parliamo del prossimo turno. Ecco qua, il Catanzaro che ha vinto per 3-0 contro il Rieti, ha segnato Canutè. Direttore, questo Canutè che insomma si è messo a segnare. Ottimo giocatore. Un ottimo giocatore, sì. Ma il Catanzaro è una squadra. Lo aveva anche segnalato il Cosenza, poi non si è fatto nulla quando giocava nella Juve Stabia. Catanzaro in maglia rossa, gialla rossa e poi il Rieti in maglia bianca. Mi pare che abbia segnato 2 gol nei primissimi minuti. Sì, al 20° e dopo 3 minuti, 4 minuti c'è stato il raddoppio di Ciccone. Qui c'è un attacco che viene praticamente un colpo di testa che colpisce la traversa da parte del Rieti, e qui c'è il Catanzaro in avanti e la palla sorvola sulla traversa. Qui c'è il rigore, Canutè che viene atterrato dal portiere laziale
che va a lamentarsi con l'arbitro. Ecco qui il fallo da rigore. Mi pare netto, insomma. Rigore netto, sì. C'è poco da Dagli dire. 11 metri si presenta Canutè, eccolo qua, l'arbitro indica il dischetto. Canutè che batte il portiere del Rieti. 1-0 Catanzaro. Va sotto la curva a prendere naturalmente gli applausi e l'abbraccio della tifoseria giallorossa. E dopo 3 minuti ci sarà, ecco, vediamo il replay del calcio di rigore. Questo è Canutè. Esecuzione. E poi ci sarà Statella, rimette una palla al centro, c'è il tiro in diagonale di Ciccone e la palla va in rete. 2-0 per il Catanzaro. Ecco qui, Statella, ex giocatore del Cosenza, è partito da lui, dalla fascia destra. Questa azione la rimette al centro per Ciccone, Ciccone la stoppa, tira. Il portiere non ci arriva, diagonale, e si perde alla parte appunto sulla destra del portiere del Rieti, che tenda poi il Rieti abbozza una reazione. Ne ha parlato bene anche poi Auteri, che sentiremo appunto nel post gara di questa squadra, dice non è stato semplice eccetera, i miei però devono smetterla di andare a 1000 all'ora ma solo a 100, e qui c'è una bella parata appunto del portiere del Catanzaro su un colpo di testa di un attaccante laziale, e poi arriviamo nei minuti finali dove ci sarà il 3-0 di Fischnaller per il Catanzaro. Questo è un altro buon giocatore, direttore? Sì, questo è il gol. Questo è un bel gol di Fischnaller, molto bello. Torniamo in studio, grazie Leonetti. Allora, che vogliamo dire di questo Catanzaro, direttore? Voi l'avete incontrato, l'avete battuto a Lorenzon, che squadra è questo Catanzaro? Mi sembra una squadra... È una squadra, insomma, è uno degli organici secondo me più importanti della Serie C, probabilmente... insomma, ha raccolto meno delle aspettative perché è una squadra importante, Fischnaller, Ciccone, Canutè, Statella. È una delle Statella. squadre secondo me sul piano dell'organico e dei nomi meglio attrezzate. Con noi perse, adesso vedo una squadra più in salute, le ultime partite mi pare che abbia fatto punti. È una squadra che secondo me ancora può dire molto in questo campionato, insomma, perché la piazza poi è esigente, la pressione è importante. Secondo me se questo organico reggerà questa pressione probabilmente verranno risultati, diversamente invece sarà un boomerang questo aspetto qui. E allora, grazie al direttore, vogliamo andare a vedere quelle che sono state le dichiarazioni del post partita appunto di Catanzaro Rieti. Sentiamo Auteri quello che ha detto. Grazie. Poi loro sono una squadra molto fisica, l'avevo già detto, no? È anche una buona squadra con dei contenuti tecnici, ma noi non è che abbiamo giocato una brutta partita, è che a volte siamo frenetici perché dopo il doppio vantaggio pensiamo sempre di andare a 1000 all'ora, non a 100 all'ora, e allora lì sciupiamo delle situazioni e poi siamo costretti a fare delle rincorse per recuperare palla. E quindi andava letta diversamente, con una gestione migliore del possesso palla, e tante volte siamo stati frenetici, ma non è che abbiamo fatto una brutta partita. Poi ci sono anche gli avversari, questa è una squadra che ha 5-6 giocatori, ve l'avevo detto, importanti, ma d'altronde hanno vinto anche a Lentini, hanno vinto anche a Viterbo, ed è una squadra molto fisica. Un po' abbiamo sofferto il campo stasera, poi l'uscita anche di Figliomeni nel gioco aereo, le condizioni non perfette di qualcuno dietro come Riggio non ci ha fatto essere sempre perentori in questi palloni lunghi che loro giocavano, però non è che non siamo stati convincenti, la vittoria è meritata perché noi alla fine le situazioni le abbiamo create, siamo stati bravi a sbloccare, abbiamo mantenuto spesso l'iniziativa, tranne quando, come ho detto, vogliamo andare a 1000 all'ora, e allora lì regaliamo situazioni all'avversario dal gratuito. Allora, vogliamo andare a 1000 all'ora e regaliamo, dice Auteri, situazioni gratuite. Allora, vediamo se siamo pronti con il prossimo turno, così lo andiamo a commentare. Il Rende, direttore, giocherete a Cava dei Tirreni contro la Cavese, sabato alle 20:30. Che è una neopromossa questa. Che partita sarà questa che si giocherà Sarà sabato? una partita brutta perché... Eccolo qua, un attimino che andiamo a leggere il prossimo turno, poi ti do subito la parola. Bisceglie Potenza, Casertana Paganese, Catania Regina, Cavese Rende,
Matera Siracusa, Rieti Juve Stabia, Siccola Leonzio Catanzaro, Vibonese Viterbese, Francavilla Monopoli. Ricordiamo che comunque è la Regina che giocherà a Catania. La scorsa settimana ha osservato un turno di riposo, la Regina. Allora, parliamo di Cavese Rende, direttore. Allora, la Cavese è una squadra secondo me costruita bene, abbiamo visto qualche partita, soprattutto in attacco secondo me ha delle individualità che possono far male. Dalla nostra c'è una tradizione estremamente favorevole, in Serie D noi non abbiamo mai perso a Cava, in penultimo campionato di D, anzi loro primi in classifica e noi invece non eravamo nella parte migliore della classifica, vincemmo 3-0 probabilmente pregiudicando il loro campionato, insomma. Però tanta attenzione, tanto rispetto per questa partita e anche tanta consapevolezza di potercela giocare come abbiamo fatto finora. Se mi permetti dico una cosa. Prego, prego. Noi abbiamo, l'ho detto qualche altra volta, abbiamo avuto più certezze forse in alcune sconfitte che in tante vittorie che abbiamo maturato. Noi abbiamo perso con Catania e Juve Stabia e non meritavamo e questo la dice lunga sul fatto che insomma a un terzo dal campionato abbiamo visto la maggior parte delle squadre. Dobbiamo giocarcela con tutti perché questa poi è la filosofia del nostro tecnico, non ci sono pressioni particolari, secondo me faremo bene anche stavolta. Benissimo, e allora ricordiamo che il Rende giocherà a Cava dei Tirreni, mentre la Regina riprenderà a Catania in trasferta il Catanzaro contro la Siccola Leonzio. E allora è tutto per questo lunedì 19 novembre 2018. Io ringrazio Alessandro che continua a guardare il suo cellulare e continua Sto facendo un'ultima verifica. C'ha delle belle notizie, no, ultima verifica per i se vuoi una cosa te la ci posso fa piacere, sì. È una notizia però di Serie A, perché mi è arrivata in questo momento. Dilla, sono in tanti che ci seguono. Allora, sono due le notizie. La prima è che Viviano, il portiere, dovrebbe lasciare lo Sporting Lisbona e tornare in Italia a gennaio, o Empoli o Chievo potrebbe essere. E poi una notizia per i tifosi della Juventus che la Juventus attenziona Osil per giugno. Benissimo. E allora, Grazie, Alessandro, prima di salutarvi io vorrei ricordare a tutti quelli che ci seguono sia in Calabria che in Sicilia che Replay non andrà in onda lunedì prossimo perché c'è il derby tra il Crotone ed il Cosenza alle 21 allo Scira. Andremo in onda il giorno dopo, martedì 27 alle ore 15. Grazie ad Alessandro Russo. Grazie a voi, sarà con Franco. noi anche dopo il derby perché sicuramente sarà allo Scida. Grazie al direttore generale delle Rende, Giovanni Ciardullo, in bocca al lupo ad Maiora per il futuro e grazie naturalmente al nostro compagno di viaggio e d'avventura. Buon pomeriggio, grazie a tutti. È tutto da parte di Franco Segreto, alla prossima, mi raccomando, martedì alle 15, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.